linguaggio della terra di Albione, io tornerei sul percorso con quale gruppo, Emanuele? Abbiamo appena salutato Iglesias e abbiamo qui davanti a noi Mara Calagonis, quindi siamo in provincia di Cagliari, siamo diciamo all'ultima parte di questa meravigliosa cavalcata. Che dire, il costume di Mara Calagonis si parla veramente da solo, non ha bisogno di grande descrizione. Come potete notare è un costume molto ricco con la gonna in velluto di seta. Con E una... mentre, scusa Emanuele, il Sì, sindaco riceve i doni, come di consueto sì. in queste circostanze, prego. No, la cosa meravigliosa, infatti, grazie di avermi insomma fatto questa piccola postilla, che ogni gruppo sta portando dei doni per l'amministrazione comunale come riconoscenza di questa ospitalità. Come consuetudine, Come certo. consuetudine. Quindi dicevamo, il costume di Mara Calagonis è un abito che comunque si descrive veramente da solo, è un costume molto ricco, con una gonna in velluto di seta, con una balza nella parte inferiore in broccato, a fiorami e foglie e palme d'oro, così come la vita del grembiule è incinta da una lunga fascia in lamina d'oro. Il corpetto è confezionato con stoffe di pregio, non potete notare anche le scarpe sono foderate interamente in broccato. Molto particolare è proprio lo scialle dove prevale il colore fucsia, viola fucsia, Viola fucsia, viola fucsia. davvero davvero molto bello. Molto particolare. Molto ricercati dai fregi di assoluto pregio, veramente bello, bellissimo Notare questo anche costume. qua comunque l'ornamento diciamo degli ori. Notate sul petto le donne quanti gioielli portano, numerose spille utilizzano, mentre è un pochino più semplice diciamo l'abito maschile rispetto a Esatto. quello femminile. Questo paese è un pochino più diciamo semplice e tradizionale, fatto in orbaceo in panno con la particolare berrita tipica della zona di Cagliari. Molto bella. E arriva il gruppo di Muravera. Ecco, ci ha raggiunto anche Stefano Di Franco dopo aver incontrato tutti i suoi compagni di